Belle, Ivo! E questa? Questa è la colonna sonora dei nostri viaggi, tra paesaggi magnifici e storie incredibili. Pronto? Prontissimo! Via! Gallo, dimmi Lele Morcassa. Sei contento? Contentissimo. Ma Lele, spiegami, questa calle colorata, dov'è? Dove siamo? Questo è il cuore storico della bella e antica Caorle. Oggi faremo un viaggio particolare. Lasceremo il centro storico, ammirato da tutto il mondo, per visitare invece l'entroterra, tutta la parte meno frequentata dal turismo classico. E quindi sarà una scoperta nuova anche per noi! Bello, bello, bello. Le parti non in vista qui. Esatto. Allora andiamo. Andiamo! Sono felice di essere qui, in questo momento mi trovo seduto sulla grande diga di Caorle, siamo in centro storico. Il nostro viaggio non poteva che non partire dal borgo antico. È un viaggio di scoperta dell'entroterra del comune di questa bellissima città che, pensate, ogni anno è visitata da circa 5 milioni di turisti. Le antiche vestigia di Caorle si possono ancora osservare e ammirare, come per esempio il prezioso campanile bizantino che è alle mie spalle, che è un unicum in Italia. La città parte da molto lontano. I primi documenti che attestano la presenza di una comunità su quello che un tempo era un arcipelago, una piccola Venezia, risalgono al 238 a.C., un documento che riporta l'importanza dello sbocco sul mare da parte della città di Iulia Concordia. Fondamentalmente una comunità di pescatori e raccoglitori. Dobbiamo immaginarla molto lussureggiante, piena di acqua, piena di foreste, di capre selvatiche, le caprule, da cui il toponimo Caorle. Il periodo di splendore di questa comunità va dal 400 d.C. a seguito delle invasioni barbariche di tartari, goti e unni che inondano di popolazioni forestiere questo abitato marinaro. Sì, perché qui si attestano gli abitanti esuli di Opitergium, di Concordia e delle terre friulane. Nasce una comunità ricca, dedita soprattutto alla pesca, e questo splendore viene interrotto in un anno cruciale che è il 1290, con la battaglia tra Aquileia e Venezia e l'occupazione di questa terra da parte dei genovesi, il famoso sacco di Caorle. Venezia arriva nel XV secolo d.C. Si istituisce un Consiglio del popolo capitanato da un podestà. Il consiglio in realtà è diviso in due, il minor arengo e il maggior arengo. Il maggior arengo è formato dalla stragrande maggioranza della popolazione, mentre il minore è formato solo dal ceto nobile. Arriviamo al XVII secolo. Venezia ha bisogno di liquidità per compiere i grandi lavori idraulici che servivano ad allontanare i fiumi alpini dalla laguna. Infatti il Piave interrava la bocca di porto di San Nicolò, quindi andava cambiato il corso del suo fluitare. Fu così che Venezia decise di dividere la terra dell'abitato di Caorle, sia la parte
più verso nord e quella verso il mare, in 20 appezzamenti chiamate prese. La popolazione iniziava a manifestare un grande scontento perché era privata della propria terra, della possibilità di pescare e di raccogliere, e ci fu una grande supplica da parte del vescovo nei confronti del doge, e siamo nel 1741. Ci fu un voto religioso da parte della popolazione che supplicava appunto il governo veneziano di concedere loro parte della terra che era stata tolta proprio per recuperare quella famosa liquidità. Fu così che nel 1742 la Repubblica concede una sola presa su 20 agli abitanti di Caorle, che sono circa corrispondenti a 10.000 ettari di terreno, e da quel momento si scioglie il voto fatto alla Madonna e diventa una delle feste religiose e non solo più importanti dell'abitato di Caorle e dei suoi cittadini. Ivo, Dimmi Lele, dimmi cos'è questa interessante cosa? questo è un servizio del comune di Caorle, si chiama Caorle On Bike, e scaricando un'applicazione in maniera molto efficace e semplice puoi noleggiare una bicicletta a pedalata assistita. Bellissimo, quindi andiamo. Proviamo! Pedalare, 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 pedalare. Lele, dimmi se sto facendo correttamente. Allora, Quadra. bike, qua, scannerizza il QR code. È partita, perfetto. È facile! Andiamo, è facilissimo. facile! Che bello! Andiamo! Facilissimo. Luoghi sconosciuti di Caorle. Cacorniani! Ah, Cacorniani, questo chiaro. è un unicum in Italia, questo è un borgo fondativo straordinario, ma adesso lo racconteremo e ce lo faremo anche raccontare. ottimo. Smontiamo? Sì. Finalmente incontro Francesco, è un piacere ritrovarti. Ciao Lele. Per raccontare questa storia pazzesca, perché siamo in un luogo, dicevo, unico forse nel panorama anche italiano. Qui siamo a Cacorniani, questo è il cuore del borgo fondativo, che è stato progettato e poi la costruzione è del 1851. Corretto, esatto. Quindi il gruppo Generali, l'assicurazione storica, acquista questi appezzamenti che erano tra palude e terra per avere una sorta di ipoteca futura. Come funzionava? In realtà è stato un investimento fondiario all'epoca in un territorio appunto paludoso che poi è stato interamente bonificato proprio dalla compagnia negli anni immediatamente successivi all'acquisto. Infatti l'idrovola che c'è qui nell'appezzamento di Cacorniani è del 1880
ed è stata la prima grande bonifica italiana, però privata. Esatto, considerate che siamo circa 70 anni prima delle grandi bonifiche pubbliche e da questo punto di vista Cacorniani è stata sicuramente un modello di agricoltura all'avanguardia. E l'idrovora, la macchina fissa, che poi viene citata anche in diverse delle vie che accompagnano fino a quel manufatto, è stata di sicuro un elemento storico anticipatore delle bonifiche poi pubbliche che sono venute successivamente. Quindi un villaggio che nasce dal nulla, ok? E a un certo punto inizia a essere abitato perché c'era bisogno di manodopera che lavorasse queste terre acquistate dal gruppo Generali. In effetti nell'arco del tempo Cacorniani è arrivata a ospitare migliaia di abitanti, fino a prima degli anni 50, quando è cominciato l'esodo dalle campagne, si è arrivati quasi a 3.000 abitanti nel centro aziendale e nelle mezzadrie sparse all'interno della campagna e della tenuta. E questi edifici quindi cosa contenevano all'interno? In realtà una multiforme serie di attività, nel senso che Cacorniani effettivamente offriva alla comunità che la abitava tutti i servizi messi a disposizione dal gruppo che potevano servire per condurre una vita più che dignitosa per l'epoca. E qui per esempio c'erano l'ufficio postale, c'era una locanda, c'erano le scuole, gli asili per i bambini, c'era perfino il cinema e la sala da ballo che era popolata insomma nel momento di massimo splendore e di popolazione dell'azienda. Cacorniani è ancora un'azienda agricola a tutti gli effetti, è la più grande del gruppo di Igiene Agricola in Italia e ovviamente le tecniche culturali sono molto cambiate. A partire dagli anni 50 c'è stato un esodo dalle campagne verso altri settori produttivi, è iniziata la meccanizzazione e adesso siamo in una fase più avanzata che è quella dell'agricoltura rigenerativa, conservativa, sostenibile. Da questo punto di vista Cacorniani è un esempio per l'Italia. Noi poi visiteremo anche la bellissima e preziosa cantina che ha una storia parallela a questo borgo, dove incontreremo Luigi, probabilmente assaggeremo anche un bicchiere di questi ottimi vini che l'azienda produce. Io sono davvero felice, dico anche davvero emozionato, perché trovare una realtà fondativa, un borgo che è stato costruito per la gente, dove si è creata grande socialità e dove si è lanciato un ponte verso il futuro, è un'occasione per noi unica e irripetibile. Grazie Francesco. Grazie. Grazie davvero. Avete sentito Francesco che diceva che l'azienda Cacorniani è all'avanguardia tecnologica e questa macchina dietro di me ne è l'esempio. Farm Droid, ma io l'ho battezzata Nicoletta per facilità. Pensate, questa è una seminatrice e sarchiatrice automatica, cioè semina e sarchia, diserba in maniera meccanica. Ma il bello è che è completamente ecologica, perché? Questi sono pannelli fotovoltaici che attraverso l'energia del sole alimentano la macchina, la Nicoletta. Lei opera guidata da un software programmato, quindi va, lavora con precisione senza sbagliare un colpo. Nicoletta, ti chiedo questo favore, comincia pure a lavorare. Vai Nicoletta, vai!
contento e ringrazio l'azienda che mi ha concesso l'opportunità di entrare all'interno di questo manufatto antico. Questo è l'impianto idrovoro dell'azienda Cacorniani. Pensate, progettato nella seconda metà dell'Ottocento e inaugurato nel 1880, la prima bonifica privata del Veneto. Sostanzialmente attraverso questi grandi motori, queste pompe che un tempo funzionavano a vapore, poi in seguito a diesel e in seguito ancora con un impianto elettrificato, hanno permesso di drenare e di bonificare oltre 2000 ettari di terreno. Pensate che questi motori, che un tempo funzionavano a vapore, poi a diesel e poi elettrificati, hanno permesso di bonificare 1700 ettari di terreno, un tempo terreno anfibio, quindi paludoso. Le famose prese di cui già abbiamo parlato, questi appezzamenti che guardavano l'Adriatico ma erano invivibili. Ora questo impianto non è funzionante, ma è divenuto un museo multimediale che racconta la storia di questa meravigliosa terra d'avanguardia. Ora raggiungo la cantina di Cacorniani, dove insieme a Ivo faremo un brindisi con Luigi. Dopo questo giro davvero bello, carico di paesaggio, di storia, siamo arrivati qua all'interno della cantina Cacorniani e abbiamo trovato Luigi! Ciao Ivo, ciao Lele, benvenuti in cantina Cacorniani. Qui all'interno di questa tenuta molto grande ci sono molte possibilità per chi viene in visita. Ad esempio? Ad esempio, pensa che puoi noleggiare la bicicletta direttamente qui da noi, percorrere oltre 30 km di percorsi ciclopedonali e anche, se sei fortunato e le sai trovare, imbatterti in opere d'arte che sono state pensate e realizzate proprio per questi luoghi. Quindi sono opere d'arte intrise di territorio, di storia, di racconto, ma non ti dico di più perché dovrai andare a vedere. Certo. Un'esperienza completa. Un'esperienza completa che poi può terminare appunto Esatto, all'interno di questo che spazio. si completa. Che è uno spazio, devo dire, di grande rilievo dal punto di vista architettonico. Perché è così particolare questa cantina? Allora, sei in una cantina storica, una cantina del tardo Ottocento ed ha questa forma così particolare con queste volte e questi camini che si possono notare molto bene dall'esterno, perché qui c'è un sistema di ventilazione naturale che mantiene la temperatura costante in tutto il periodo dell'anno, quindi mantiene questa temperatura gradevole e inoltre c'è una mostra meravigliosa che si può visitare che racconta la nostra storia attraverso 5 aree tematiche. È una mostra curata dagli archivi Arinari e invito tutti a venirla a visitare perché è veramente interessante. Per esempio questo vino qua. Questo vino qua. Fresco e fresco. Ma... Fresco e fresco. Cos'è? Stiamo bevendo un Pinot Grigio, è un vino tipico del nostro territorio ed è ottimo, fresco, con un bel bouquet dedicato alla frutta, quindi alla pera matura, alla mela. È un ottimo vino per accompagnare uno spuntino qui in cantina. È un ottimo vino da bere. Sì, quindi. beviamo. Luigi, la tua. Alla vostra, Grazie, viva, Luigi. grazie. Una delle magie degli alberi è che le loro radici, in profondità, si intersecano, si intrecciano, si uniscono per assorbire energia, vitalità, storia e per poi portarla all'esterno. Sta a noi imparare ad ascoltare i loro racconti. Oggi sto ascoltando il racconto, la testimonianza di questi gelsi, Morus alba, gelsi bianchi, il Morer, che sono qui a raccontarci che in questi territori, fino agli anni 50, un'attività agricola, industriale, è stata di
alto valore sia commerciale che culturale, la bachicultura, per poi produrre la seta. Tutto parte dal Bombyx mori, una falena, una farfalla notturna. Le sue larve sono molto ghiotte delle foglie del gelso. I gelsi venivano capitozzati, cioè potati al di sopra del fusto. Una pratica forse utile all'uomo, ma non così rispettosa della natura dell'albero. Serviva per dare la possibilità a tutti di accedere ai rami, alle fronde e per nutrire i bachi da seta e per ricavare vimini per poi fare cesti. Molte leggende sono legate a quest'albero, in particolare Ovidio nelle sue Metamorfosi lo lega al mito di Tisbe e Piramo, madre delle vicende d'amore sfortunato. I due innamorati infatti si erano dati appuntamento sotto l'albero dai frutti bianchi come la neve e proprio sotto quel gelso bianco si consumò la tragedia finale, la morte di entrambi. È un albero paziente che è sempre stato a disposizione, soprattutto dell'uomo. È un albero da ascoltare e per questo ora continuerò ad ascoltarlo col cuore e per questo lo abbraccerò, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. Sings by the linden tree, its melody, is calling me. There's a sweetheart yearning for me day by day. Oh, che bel giro! Che bei posti! Sì. E c'è anche questa bellissima osteria. Poi c'è una curiosità, aspetta che lo chiediamo. Signora, come si chiama lei? Lia. Lei che è qui di Caorle. No, calma Tosati, calma. Scusi. Io sono nata a Cacorniani, vissuta sempre qui a Cacorniani e se andiamo un po' a ritroso, una volta i contadini qua di Isea, Oc, Piton e Caorlot non ha niente a che fare. Pronti? e via di ombre. Grazie Lia. Grazie E Lia. complimenti. Quindi è un'ostelia. Un'osteria. Un'ostelia. Dove andiamo adesso? Adesso ci imbarchiamo verso San Giorgio. Super. Canzone minuta di oggi, in un minuto, mi permetterà di condividere con voi le emozioni, l'idea dell'acqua. L'acqua che continua a scorrere portando con sé le cose belle e le cose brutte. E lei continua a scorrere. Pantarei, pantarei, lo sa solo lei. Quando la nebbia è fitta, quando risplende il sole, quando un fucile spara, quando c'è un giro tondo, pantarei,
sa solo lei. Quando una madre piange, quando sorride un bimbo, quando il silenzio assorda, quando un canto da pace, Pantarei, Pantarei, lo sa solo lei. Lei che è l'acqua, lei che ascolta, lei che avvolge, lei che scorre, Pantarei, Pantarei. Caro Walter, stiamo camminando sull'argine della Livenza, però qua a un certo punto della storia è successo qualcosa. Vedo un abbassamento del terreno, vedo il fiume, raccontami un po'. Beh, tutto nasce negli anni del 1600, quando il viceprotto del Magistrato delle Acque Sebastiano Bonotti, incaricato dalla Repubblica Serenissima di divergere alcuni fiumi che sfociavano nella laguna di Venezia, e quindi portavano detriti e potevano portare attacchi anche via fiume, ha avuto questo incarico di divergere prima il Sile, poi il Piave e poi la Livenza. Adesso noi siamo sul nuovo argine della Livenza perché abbiamo percorso un tratto a piedi sull'argine dove c'era proprio il vecchio asse del fiume. È stato intestato in questa posizione, è stato chiuso, per cui tutta la bassura che tu mi dicevi prima era il vecchio alveo del fiume. Hanno realizzato tutto questo nuovo tratto rettilineo fino a Cacottoni per collegarlo al traghettin, quindi cambiare la foce del fiume. Quindi questo tratto è stato scavato dall'uomo? È stato scavato, sì, è stato scavato, e tutto quanto a mano per collegarsi su un altro fiume che c'era, il traghettin, e lì ha preso il corso il fiume Livenza. Questo tratto, che praticamente è rimasto senza acqua, è stato tombato, è rimasto ancora molto basso come quota, come livello, è diventato il Cao Mozzo. Il Cao Mozzo, perché praticamente è il vecchio alveo di un canale mozzato, chiuso da questa intestatura. Come il Rio Terà di Venezia. Come il Rio Terà di Venezia e di Caorle anche, perché certo, a Caorle c'è il Rio Terà che era il canale principale. Era il canale principale che è stato interrato. Walter, una curiosità. Io spesso percorro queste strade e trovo il cartello San Giorgio, La Salute, San Giorgio, non capisco i confini. Me lo puoi spiegare? Io te lo spiego, ma fa parte di tutto il discorso fatto all'inizio. Praticamente il vecchio fiume, il vecchio che è stato tombato, è stato intestato, l'asse di questo vecchio fiume divideva i due comuni, Caorle e San Stino. Alla nostra sinistra c'è Caorle, alla destra c'era San Stino. Avendolo tombato, e questo fa un'ansa e si ricollega poi al prossimo ponte a San Giorgio sul canale Brian, praticamente con la realizzazione della provinciale 42 ha tagliato quest'ansa in due punti, per cui venendo da San Donà trovi prima San Giorgio, poi trovi La Salute, e poi trovi San Giorgio, e qui adesso dove siamo noi è ancora La Salute. Fantastico. E questa è la motivazione. Quindi sono gli antichi confini praticamente. Sono gli antichi confini geografici determinati dall'asse del vecchio fiume Livenza. Ha una storia particolare, adesso ho capito qualcosa. Bene. Ti va se percorriamo l'antico alveo? Certo, andiamo? Certo, andiamo.
San Giorgio di Livenza c'è uno tra i migliori ristoranti di pesce del Veneto, Al Cacciatore. E io subito chiedo a Donatello come mai un ristorante di pesce si chiama Al Cacciatore. Perché una volta c'era un vecchio proprietario, un cacciatore, eccetera, che abitava a Cacotoni, poi si è trasferito nel paese di San Giorgio e ha aperto una trattoria con chincaglieria, alimentari, eccetera, come tradizione vuole, una volta erano così. E è arrivato poi Donatello che ha cominciato a cucinare il pesce, come sta facendo anche in questo momento. Sì. Cosa ci stai cucinando? Sto facendo un rombo in umido alla caorlotta. Dai, dici la ricetta, così te la con qualche oliva nera che insaporisce molto il pesce. La ricetta è molto semplice: un olio buono, un olio extra di oliva. Soffriggiamo un po' l'aglio, lo togliamo appena soffritto, adagiamo il rombo nella padella, aggiungiamo il prezzemolo, il sale, il pepe, le olive nere e facciamo con questo concentrato accettato con aceto di mele, lo aggiungiamo con un po' d'acqua in modo che l'umidità lo cuocia e si ristringe il tutto, che ha un sapore meraviglioso, una cottura di 20 minuti circa, 25, servito con della polenta magari a filo, che è una cosa meravigliosa. Possiamo partire con il piattamento, questa specialità. Ecco, questo è il rombo. Attenzione. Donatello, che buon. Che buon. Continuo io, Certo. Sono soddisfatto, è l'aggettivo più consono a questo momento, perché per tanti anni ho transitato questa strada e mai avrei pensato al contenuto di questo luogo sacro. Questa è una chiesa piccola, però molto preziosa, dedicata a Santa Maria degli Angeli. Pensate, voluta dal grande bonificatore Giorgio Romiati, molto importante per le bonifiche iniziate dopo il 1922, un grande uomo che aveva a cuore le proprie comunità. La moglie, Carlotta Prosdocimi Romiati, decise di edificare questa chiesa un po' ispirandosi all'importante Basilica di Assisi. Infatti c'è la stessa dedicazione. E quindi tra il 36 e il 39 del 1900 lei stessa, che era un'artista padovana, affrescò l'interno di questo luogo sacro. Sono davvero meravigliato per la quantità di cose che sto vedendo nel comune di Caorle. Devo dire che alle mie spalle c'è un manufatto davvero bellissimo. Io credo sia l'idrovora o l'impianto di sollevamento dell'acqua più bello d'Europa. Bello perché è importante dal punto di vista architettonico e stilistico, ma importante perché questo impianto dopo 100 anni continua a funzionare, a privare dall'acqua palustre tantissima terra che adesso invece è organizzata con l'agricoltura. Quindi Caorle, unendosi alla terra, ha ampliato il suo spazio e la sua visione non solo urbanistica ma anche umana, sociale, diventando un tutt'uno con queste campagne
molto ampie, creando nuovi posti di lavoro e soprattutto gettandosi verso la terraferma. E quindi devo dire che noi siamo abituati a questa cartolina meravigliosa del borgo di pescatori con quel importante campanile bizantino, ma Caorle è anche questo, è canali, è reti d'acqua che permettono una vita florida a tantissime comunità in questa gigantesca pianura padana che si lascia alle spalle le montagne più belle del mondo e guarda il mare Adriatico. Benvenuti al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. Il nostro ente opera attualmente su un comprensorio di circa 120.000 ettari che si estende dalla laguna di Venezia al corso del fiume Tagliamento, un territorio che per circa 2/3 si trova al di sotto del livello del mare. Ci troviamo oggi all'interno dell'impianto idrovoro del Termine e qui si respira veramente la storia della bonifica. Considerate che il progetto esecutivo firmato dall'ingegner Guiotto per la realizzazione del primo stralcio delle opere di bonifica dell'allora Consorzio Ongaro Inferiore risale a luglio del 1919. Nel marzo del 1920 presero avvio i lavori per lo scavo della rete di canali e per la costruzione di questo impianto. 2 anni dopo, nel marzo del 1922, l'impianto del Termine era pronto per affrontare il suo diuturno servizio. L'inaugurazione avvenne in forma solenne, alla presenza delle maggiori autorità civili ed ecclesiastiche, il 23 marzo del 1922, nell'ambito di un altro evento che ebbe importanza epocale, non solo per la bonifica veneta, ma per la bonifica italiana in generale, ossia il primo congresso regionale veneto delle bonifiche che riunì a San Donà di Piave nei giorni dal 23 al 25 marzo del 1922 i maggiori esperti e studiosi provenienti da ogni parte d'Italia, nonché autorevoli esponenti del governo e del mondo politico, a testimonianza dell'importanza che in quel momento storico si attribuiva al tema della bonifica. Tra le numerose relazioni presentate in quel congresso spicca quella del sandonatese Silvio Trentin, dedicata alla bonifica umana, scopo essenziale della bonifica idraulica ed imprescindibile premessa della bonifica agraria. Per l'armonia delle forme, che sicuramente avrete avuto modo di apprezzare arrivando qui, per la cura nel dettaglio sia all'interno che all'esterno, degne di nota in particolare le piastrelle, il rivestimento in maiolica, l'impianto del Termine rappresenta un connubio perfetto di efficienza tecnica e di qualità estetiche, che ne fanno una vera e propria cattedrale dell'acqua al servizio del nostro territorio. Sono emozionato, un po' impaurito, mi trovo in un luogo particolare del comune di Caorle. Siamo in un aeroporto che è l'aviosuperficie Avicaorle col direttore Mauro. Buongiorno. Ciao Mauro, grazie. Buongiorno, grazie a voi. Per noi è diventata una specie di, come dire, di tendenza
riuscire a volare sopra i luoghi bellissimi che visitiamo. Oggi abbiamo l'opportunità di essere a ridosso delle lagune di Caorle, del mare Adriatico e di questa campagna lussureggiante, e qui c'è un luogo dove arrivano e partono i velivoli. Cosa Esatto. accade qua, Mauro? Beh, questo possiamo paragonarlo a un porto per le imbarcazioni, un porto per la nautica. È un'organizzazione che permette ai turisti di arrivare da qualunque parte d'Europa fino a Caorle. Diciamo che restringe molto i tempi e semplifica il modo di arrivare a Caorle. Questa è una superficie particolarmente strutturata perché abbiamo dei bellissimi hangar grandi per poter ospitare anche gli aeroplani di passaggio. Abbiamo un ristorante, abbiamo delle foresterie, Per i le piloti. foresterie per i piloti che arrivano, che vogliono fermarsi o hanno per una notte o hanno, diciamo, assaporato molto le primizie e i vini veneti. È meglio che si fermino a dormire sì. una notte qui in foresteria. E poi abbiamo un'officina ben attrezzata, abbiamo delle scuole di volo. Qua si impara a Quindi volare. qui si impara a volare dal drone fino al pilota civile, abbiamo tutta la gamma di scuole. E tu da qui sei partito, della tua esperienza di volo, e da qui cosa hai raggiunto? Ma questo era l'obiettivo, quindi ho raggiunto questa realizzazione. Io ho iniziato a volare più di 40 anni fa. Che tu eri anche un Quindi acrobatico. Io facevo le fuori di manifestazioni testa, aeree, sì. fuori di testa. Facevo le acrobazie, sì. E poi grazie a dei soci e grazie alla disponibilità a non ostacolarci del comune di Caorle, che quindi ci ha dato L'opportunità di utilizzare l'opportunità questo di luogo, poter sì. fare questa struttura, abbiamo realizzato appunto questa bella struttura che sta funzionando molto bene. È nata nel 2011, è stata inaugurata e abbiamo subito avuto un notevole successo. Diciamo che abbiamo una movimentazione che supera le 3-4 mila atterraggi, quindi circa 10.000 persone all'anno vengono a Caorle attraverso questa pista. Ma scusi Mauro, io posso provare a volare sopra Caorle? Certamente. Grazie, grazie, grazie. Grazie Mauro. Grazie davvero, grazie di cuore. a te. India Mike November Victor Eco, allineamento e decollo a discrezione per pista 1-1. QNH 10123, vento 170 nodi. India Delta 279, buongiorno, dal parcheggio rullaggio punto attesa 11, QNH 1024, il vento al suolo da 030, 4 nodi, riportare pronti. India Mike November Victor Eco accoppiato, riportare finale. India Victor Eco, atterraggio a discrezione 1-1. Matteo! Ho appena provato questo brivido pazzesco, sto diventando dipendente del volo. Piacere. Vedere questo borgo antico che si adagia sulle lagune e sul mare è davvero qualcosa di bello, vederlo da lassù. Ma in questo luogo, che è la V Caorle, avete la possibilità di regalare molte esperienze. Intanto qui si impara a volare, o sbaglio? Si impara a volare, si possono imparare a volare, a pilotare i droni, e poi ci sono anche la scuola di ultraleggeri, e poi ci siamo noi che siamo la Pegasus Flight Academy, una scuola di volo. Con noi si può imparare a pilotare un aeroplano come questo che è dietro di noi. Ma dimmi la verità,
Volare cosa rappresenta per te? È una passione, assolutamente, è un'emozione indescrivibile come hai potuto provare tu sì, adesso, sì. Assolutamente è una cosa magnifica. E lo possono fare tutti, Sì. quasi. Sì, basta avere 16 anni per iniziare a volare, l'età minima richiesta sono i 16 anni, fino a che c'è passione poi si vola senza nessun tipo di problema. Ti piace volare? Sì, assolutamente. E da oggi anche a me. Grazie Matteo. Grazie a te. Grazie davvero. Mentre il caro Lele si è immerso nel blu dipinto di blu, io ho deciso di immergermi nel verde dipinto di verde, perché sono qua al Golf Club Pra delle Torri a Caorle, innanzitutto per scoprire questo affascinante sport, da me ancora sconosciuto, e per farlo scoprire a voi. Pensate, qui ci sono 64 ettari circa di prati verdi e per questo raggiungerò Jason, il maestro Jason, che mi sta aspettando. Seguite. Dopo lo stereotipo dell'istruttore di sci, dopo lo stereotipo del bagnino, c'è lo stereotipo del maestro di golf. E qui con noi c'è Jason, che dai verdi prati dell'Irlanda è qui a Caorle, al Golf Club di Pra delle Torri, in mezzo a questi verdi prati. Come mai? Cosa ci fai qui? Per amore, come sempre. Per amore, bravo come sempre. Questo sport molto affascinante, perché hai cominciato a praticarlo e quando? Io ho cominciato con mio papà da 10 anni, ho giocato. Quasi ho preso mano subito, mi è piaciuto tanto. Da 13 anni ho giocato tantissimo. E poi sempre di più, Sì. Fino a diventare maestro. Esatto, sì. E in particolare di questo sport del golf, cosa ti piace? C'è tante cose. Io piace giocare anche da solo, piace giocare con gli amici e puoi giocare con gli amici per tutta la vita. Quindi è uno sport che unifica. Sì. Colgo la pallina al balzo, e per chiederti se mi insegni. A questo punto approfitto di te. Andiamo a provare. Ok, andiamo a provare la mazza. Ho raggiunto questa bilancia, sono con Stefano che ringrazio. Siamo a poche centinaia di metri
dalla foce della Livenza, questo importante fiume di questo grande estuario veneto, e alle nostre spalle c'è proprio l'abitato storico di Caorle. Stefano, adesso proveremo a fare una pescata qui in Bilancia, su questo bellissimo fiume. Cosa si pesca qui? Principalmente peschiamo il cefalo, ma soprattutto 3 specie. Sì. Il caustello, la volpina e l'oltregano. Proviamo, cosa dici? Proviamo. Proviamo e vediamo come Siamo va qua apposta. questa raccolta in questa fase iniziale della primavera di Caorle. Andiamo! Stefano, il prodiere, eccoci qua. Che pescaggio ha qua a Livenza secondo te? 5 metri. 5 4, metri? 5 metri. Ma lo vedi più basso rispetto agli altri anni o? No, meno male, fa livello col mare, è sempre quello. Qua perché siamo vicino alla foce. Sì, quindi però è più salata negli ultimi anni l'acqua, Sì. no? È il cuneo salino che risale, vero? Sì. E di solito quanto peschi? Quando c'è una bella gettata, una bella raccolta, quanto prendi? Diversi quintali anche. Diversi quintali? In un giorno? Sì, sì, in una calata anche. In una calata? E c'è un periodo più buono di altri per prendere? O? La primavera e l'autunno. Quante volte fai scendere la rete in un giorno mediamente? Ma dipende, anche una decina di volte. Dipende sempre, si pesca sempre in base alla marea. Cioè alta o bassa? Quando entra dal mare, decrescente. Okay, Fase decrescente. Quindi adesso invece che fase siamo? Oh Caronte! Decrescente. Caron demonio con gli occhi di bragia! Qui in Bilancia ho incontrato Dario, che ringrazio, è praticamente l'ultimo pescatore di anguille del Livenza, o della Livenza che dir si voglia. Della Livenza, certo. Però avete avuto un po' di fermo pesca che dura da mesi, hanno regimentato la pesca dell'anguilla evidentemente per permetterle di riprodursi, evidentemente, e nel frattempo hai scoperto che è arrivato un altro inquilino di queste acque, che è un granchio. Che granchio è, Dario? Che è il granchio blu. È un granchio che fortunatamente ci dà anche l'opportunità di poterlo pescare, perché effettivamente sulle nostre tavole sembrerebbe che tutti quanti vogliono mangiarlo. Questo granchio è un granchio gustosissimo e di conseguenza possiamo pescarlo e avere un po' di mercato, diciamo, riusciamo ad andare a comparare quello che può essere la pesca all'anguilla e riusciamo a commercializzarlo. È un granchio che è arrivato di recente in queste acque. È un granchio che, diciamo, dall'ambiente che ha aumentato la temperatura dell'acqua riesce a venire sui nostri fiumi o sulle nostre acque salmastre e riprodursi, e anche in grandissima quantità. È un po' un danno per noi perché giustamente ci distrugge le reti, però riuscendo a commerciarlo riusciamo anche a gestire la pesca di questo granchio e portarlo sulle nostre tavole. Come diceva Dario, dicono che è prelibato, per cui prima o poi durante i nostri viaggi riusciremo a mangiarne uno. Io, Dario, ti ringrazio davvero.
Speriamo che in questa primavera-estate la pesca sia ricca, la raccolta sia ricca e che arrivi sulle tavole di tutti, non solo di Caorle. Grazie. Grazie a te. La tradizione dei baraboi. La conoscevate l'origine? Ora ve la spiego. Durante la Prima Guerra Mondiale, dai territori veneti occupati dall'impero austro-ungarico, si verificò un enorme esodo verso le terre lontane dalla guerra. Così fu per la famiglia di Francesco Gusso Santamore, che si recò in Basilicata. In questo paesino lui scoprì, oltre ad altre tradizioni religiose, una in particolar modo. E durante la processione del Venerdì Santo, alcuni uomini incappucciati, scalzi, portavano la croce e dei ceri a simboleggiare la sofferenza del momento. Fu talmente colpito che fece un voto a Dio. Se fosse tornato sano e salvo, avrebbe portato e proposto questa tradizione anche nel suo paese di pescatori. Dopo la fine della guerra nel 1919, la famiglia di Francesco tornò a Caorle e Francesco propose all'allora parroco questa affascinante usanza. Il parroco accettò, provarono il primo anno, provarono il secondo anno e di anno in anno si creò la tradizione dei baraboi, che anche quest'anno avete visto. È un piacere per me portare il saluto dalla città di Caorle in occasione del Venerdì Santo, dove si ritorna a quella che è la nostra tradizione popolare. Per noi la stagione inizia con Pasqua, le prospettive sono buone, abbiamo una programmazione di eventi molto importante, tra cui voglio ricordare che Caorle per la prima volta ospiterà il Giro d'Italia. Il 24 maggio Caorle sarà tappa di arrivo, e per noi sarà un'occasione importante di promozione, dove Caorle sarà tutta dipinta di rosa, pronta ad ospitare questo grande evento. Ivo Gallo. Dimmi, Lele Marcassa. Sei contento? Contentissimo. Si chiude questa nostra piccola avventura, ma carica di soddisfazioni ed emozioni. Abbiamo curiosato nell'entroterra di Caorle, vivendo la sua storia, ma anche le tradizioni antiche. E io sono convinto che questo viaggio sia stato per noi molto utile, ma spero che tutto questo venga restituito a chi ci guarda. Esatto, sarà molto utile anche a tutti loro. Vorrei chiudere con qualche parola dello storico Filiasi, siamo a inizio 800, che diceva: queste lagune emperionsi di gente venuta dalla vicina Concordia e dal non lontano Pitergio, nonché da tutto il Friuli e parte del Trevigiano. Sopra uno dei lidi esterni accrebbero quei fuggiaschi le abitazioni che dapprima il commercio di Concordia avevano servito. Da Ivo Gallo, ma soprattutto da Lele Marcassa, termina questo nostro viaggio. Vi diamo appuntamento, se vorrete, alla prossima puntata. Ciao a tutti e grazie. Insieme a Caorle a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri buchi sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore e il cuor farà 3000 capriole.